Un incidente mortale è avvenuto sulla statale Palermo-Sciacca all'altezza dello svincolo di Roccamena che ha causato la morte di un ragazzo di 18 anni, Kevin Di Paola. Kevin è deceduto sul colpo mentre un giovane di 20 anni è stato trasportato d'urgenza e soccorso al Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia. Dopo essere stato intubato e stabilizzato, le sue condizioni purtroppo sono gravi. 4 persone ferite in modo non grave sono state invece trasportate agli ospedali Policlinico e Civico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Corleone, Giuliana, insieme ai sanitari del 118. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro è avvenuto tra una Fiat Grande Punto che viaggiava in direzione Sciacca e una Fiat 500 con una Peugeot coinvolta che procedeva verso la zona di Palermo. Il sinistro si è verificato in condizioni climatiche di grande difficoltà, con pioggia battente e basse temperature. Una delle auto si è ribaltata a seguito dell'urto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Corleone, Campioforito e Giuliana, insieme ai vigili del fuoco, che hanno estratto gli occupanti dalle lamiere. La dinamica dell'incidente ancora è sotto il vaglio delle forze dell'ordine.